in questi minuti. E posso dire in introduzione che questo libro rappresenta, non conoscevo bene, diciamo, il mondo della rossoneria se non tramite le cronache degli anni 80 e seguenti, e questo libro rappresenta, proprio per volontà dell'autore, un'introduzione a questo mondo. E gli argomenti trattati sono soprattutto, diciamo, gli eventi maggiori storici degli ultimi 100 anni in una rilettura in chiave massonica, ovvero come le logge internazionali hanno influenzano tuttora le vicende dei nostri giorni. E questo è importante per capire come noi cittadini possiamo affrontare determinate scelte che ci sono garantite dal nostro ordinamento costituzionale, e per ponderare bene le scelte quando possiamo esercitare la nostra capacità di determinare la politica nazionale, che è un nostro diritto appunto riconosciuto. Detto questo, possiamo aprire il dibattito condotto dal dottor Belviso. Buon ascolto. Bene, buonasera a tutti. Al dibattito di questa sera mi fa particolarmente piacere partecipare, trattandosi di un libro che ha dato sicuramente soddisfazione all'autore, se non altro in termini di copie vendute. È un libro che ha incuriosisce molto, perché tutte le volte che si parla di massoneria si pensa a qualcosa di segreto. In realtà è qualcosa di segreto, anche se poi si dice che le logge massoniche per trasparenza sono segrete come una bocciofila, quindi non sono segrete. C'è tutto questo, diciamo, questo gioco della segretezza o non segretezza. Ma soprattutto traspare da questo libro anche una sensazione, uso un termine che sicuramente a chi è massone non fa piacere, ma di grande rivalità. Perché? Perché se da una parte si chiamano fratelli, si chiamano cugini, e quindi insomma c'è una grande parentela, un grande senso d'affetto apparente, in realtà poi in questi giorni ho sentito anche degli appartenenti e dei maestri di altre obbedienze, e comunque tutti quanti hanno mostrato un poco entusiasmo verso l'esistenza di qualcosa che sia diverso da loro stessi, e soprattutto un voler dire tutto quello che non emana dalla nostra voce non è vero. Quindi si sono buttati avanti nel dire che non è vero qualcosa che ancora non sanno cosa sarà detto, e questo mi incuriosisce particolarmente. Una domanda che sicuramente andrà fatta all'autore, perché dicevo, insomma, Udine è pur sempre una città con i suoi pro e i suoi contro, di una borghesia, una città comunque legata a un ragionamento provinciale che può creare anche più curiosità. Allora non solo interessa magari sapere quali sono le grandi logge in giro per il mondo, ma incuriosisce anche sapere se magari in questa città ce n'è qualcuna, se magari nel pubblico, insomma, qualcuno di voi sarà sicuramente massone, dallo sguardo torbido che vedo in sala di un paio di voi, voglio dire, adesso fate finta di sorridere, ma ce n'era uno che l'ho riconosciuto, che prima visto ad esempio è andato via. Non so se aveva paura della fotografia o ha paura di essere intervistato, ma non avremmo fatto nessuna delle due cose. Quindi insomma qualche cosa di strano c'è. Allora io chiederei all'autore di fare una piccolissima presentazione, e per dare tempo poi pian piano alla gente in sala di poter dibattere con l'autore e approfondire e chiedere quelle cose che possono in qualche modo suscitare maggiore curiosità. Ma soprattutto anticipo già da adesso, prima del termine del dibattito, se c'è qualche cosa che si muove anche in Friuli Venezia Giulia, ditecelo, non fatecelo sapere sempre da qualcuno che scrive fuori regione, va bene? Questa è una curiosità. Allora intanto passo la parola all'autore, e poi al termine, nell'ultimo quarto d'ora, magari chi ha piacere a porre qualche domanda all'autore, l'autore è qui anche per rispondere e soddisfare le vostre curiosità. Sì, in realtà l'autore parlerà magari dopo, nel senso che avrei piacere che gli amici che sono qui intervenuti, attraverso il filtro della loro comprensione, interpretazione, metabolizzazione dei contenuti del libro,
mettano nel calderone di questo incontro le loro suggestioni e dopo senz'altro non mi sottrarrò né alle legittime curiosità, naturalmente riservandomi di rispondere a modo mio, sollevate dall'amico Marco, ma insomma soprattutto mi piacerebbe interagire con il pubblico che avrà le sue curiosità, no? Ciascuno al lume di una lettura già fatta o di una lettura che potrebbe essere fatta. Qualcuno di voi avrà già letto il libro, qualcun altro ancora no, magari nemmeno lo ha acquistato e quindi insomma, però siamo qui sia per dare come dire, riscontri a chi, avendo letto il libro, avesse delle questioni da porre, sia a chi volesse capire le ragioni per cimentarsi nella lettura di un libro abbastanza corposo, anche se con piuttosto cioè teoria della moneta moderna, e noi siamo un'associazione di promozione sociale che fa divulgazione di macroeconomia. Noi facciamo delle serate, degli interventi, articoli, studiamo sostanzialmente macroeconomia e la spieghiamo alla gente. Questa teoria macroeconomica si basa sulla conoscenza della moneta. Doverosamente devo fare questa introduzione perché poi mi serve anche per collegarla al libro. E, come dicevo, si collega alla conoscenza della moneta. Ecco, io potrei farvi una domanda così, ma senza rispondere necessariamente, giusto per capire qual è il senso del nostro operare. Quanti di noi sanno come si crea la moneta? O quanta ne possiamo creare? Quanti di noi sanno quanta moneta possiamo creare? Se c'è un limite, non c'è un limite? Cos'è che guida la moneta? Cioè, cosa significa? Che cos'è che costringe l'utilizzo di una moneta rispetto a un'altra? È possibile avere una piena occupazione senza che ci sia l'aumento dei prezzi? Cioè con la stabilità dei prezzi? È possibile? Ecco. Queste domande nei telegiornali, in televisione o nei giornali, diciamo così, difficilmente le trovate e trovate anche le risposte. Ovvero, le risposte che si trovano sono sempre quelle stocastiche e cosiddette che derivano dal cosiddetto mainstream o il pensiero unico economico. La cosa più importante che noi nelle nostre serate spieghiamo è appunto la comprensione di che cos'è la moneta e il significato profondo dell'utilizzo di questo sistema, di questo mezzo. Se voi adesso andate giù e volete comprare il libro di Gioele, dovete pagarlo con del denaro, non ve lo danno in cambio delle uova. Usate la moneta tutti i giorni, eppure a scuola non si insegna cos'è la moneta. Ecco, noi grazie a un giornalista italiano famoso, insomma, che ha avuto il coraggio di far conoscere questa teoria che nasce in America da Warren Mosler, che non è un professore, è un economista, ha laureato in economia, che ha lavorato però proprio nella finanza e con le monete degli stati sovrani, e quindi un formidabile conoscitore della materia, che ha sviluppato quella che noi attivisti, così ci chiamiamo in Italia, siamo in tantissimi, siamo in tutte le regioni d'Italia, che questa forse è una notizia che magari è nuova, ma attivisti come me, come molti qui in sala che sono venuti ad ascoltarci, siamo in tutta Italia, siamo in tanti. Ecco, come dicevo, questo giornalista Paolo Barnard, che ha portato in Italia questa teoria che noi attivisti, come dicevo, non amiamo tanto chiamare teoria, perché la teoria è quasi di termini di qualcosa che non esiste, che si potrebbe fare e che si potrebbe provare a vedere se funziona. In realtà, giustamente, Mosler dice che in realtà lui spiega un sistema monetario molto efficiente, attualmente in uso. Quindi vuol dire che
attualmente chi crea la moneta sta usando questo sistema, ma lo usa per proprio interesse, chiaramente. Quindi le domande che vi ho posto prima, a noi a queste domande diamo risposta, e la risposta che diamo finale è che sì, è possibile avere la piena occupazione con la stabilità dei prezzi. Chiaramente avendo però la sovranità, cosiddetta sovranità monetaria. Senza sovranità monetaria viviamo quello che stiamo vivendo ora. E qui finisco la mia premessa fondamentale. Mi collego al libro. Ecco, che cosa c'entra la nostra associazione con il libro? O cosa c'entro io con il libro, insomma? O il lavoro che facciamo noi, l'attività che facciamo noi. Il trade union è questo, è l'interpretazione che do io, è questa. Durante la nostra ricerca, il nostro studio, che dura ormai da 3-4 anni, fatto con professori universitari americani che hanno applicato questa teoria e la stanno sviluppando. Ci siamo imbattuti in personaggi, adesso vi leggo qualche nome, ma sono alcuni di questi nomi: Amato, Andreatta, Hayek, Monti, Draghi, Attali e Monnet. Dico alcuni, quelli più interessanti. Ci siamo imbattuti in questi nomi che a un certo punto, studiando macroeconomia, sono venuti fuori come, e per forza sono venuti fuori, come persone che hanno costruito un meccanismo politico-monetario che in qualche maniera ci costringeva durante le serate a presentare un'ora abbondante di questa costruzione. Perché per noi a un certo punto era diventato chiaro che dietro alla crisi c'era un sistema pensato, progettato, cioè, altrimenti è quasi impossibile pensare che un sistema come quello attuale, e senza andare tanto lontano nel mondo, restiamo in Europa, nell'Eurozona in particolare, è fuori da ogni logica. Quindi per riuscire a mantenere e a costruire, a creare e a mantenere un sistema assolutamente illogico, ci vuole un costrutto, qualcuno che sostiene, che alimenta col pensiero, con le azioni. È impossibile che stia in piedi da solo. E avevamo intuito anche che questo costrutto fosse assolutamente deleterio per la democrazia, assolutamente deleterio, perché chi comanda la moneta di fatto comanda veramente, ha il vero controllo di tutta la nostra vita. Non cito altri illustri personaggi che hanno nel passato e in tempi assolutamente non sospetti detto la stessa cosa. Purtroppo però questi argomenti che noi trattavamo di queste persone rischiavano, perché poi citavano dei complottisti, no? È facile cadere nel complottismo, ecco, allora, e rischiavano di diventare più importanti di tutte quante le nozioni così macroeconomiche che noi cercavamo di esporre all'inizio dei nostri incontri. E quindi alla fine abbiamo sostanzialmente deciso di togliere via tutta questo momento di divulgazione così, e abbiamo solamente fatto parlare un personaggio, facciamo parlare solo Amato, che un video che si trova su internet tranquillamente scaricabile, in cui lui stesso dichiara che i problemi che stiamo vivendo li sapevano tutti quanti benissimo, e con una tranquillità incredibile, così è. Bene, che cosa fa il libro per quanto riguarda la nostra ricerca? Ecco, noi avevamo in qualche maniera visto che attorno a questo sistema c'erano delle persone, ma difficilmente riuscivamo a capire che cosa è che lega queste persone, come fanno a queste persone. Non può essere un colpo di fortuna, che ognuno decide qualcosa e questo qualcosa va a finire sempre verso la stessa direzione. Non avevamo gli elementi per collegare queste persone.
La lettura di questo libro ha fornito a noi la trama. È come se avesse costruito dei fili, un fil rouge, tra questi personaggi e gli avesse dato un senso a questa trama. E quindi per noi è stata quasi come dire, la scoperta dell'acqua calda. Ok, è una lettura che riscontra quello che noi avevamo capito studiando semplicemente l'economia. Studiando l'economia e il sistema economico, politico-economico in cui viviamo, leggiamo il libro, ritroviamo all'interno del libro le persone che vi ho letto prima, le trovate tranquillamente riportate nel libro e nel libro è spiegato anche molto bene che cosa hanno fatto queste persone o qual è il pensiero di queste persone o come sono intrecciate queste persone con la massoneria internazionale. E rispetto alle prove documentali, molti si lamentano con l'autore perché il libro non ha le prove documentali. Poi l'autore sicuramente, questa è una pseudo domanda, l'autore poi vi dirà lui il motivo per cui non ci sono all'interno del libro le prove documentali, dalle quali è tratta tutto questo bel tomo e gli altri 3 che vedranno fuori, no? 4, scusami. Quindi vuol dire che di materiale deve averne visto un pochettino, diciamo così. Ecco, molti si lamentano appunto di questa mancanza di documenti, ma sinceramente per quanto mi riguarda, qui adesso parlo anche in veste abbastanza personale, insomma, per quanto mi riguarda, per quello che ho potuto capire io, studiare io, conoscere io, partendo da un altro presupposto che non è quello delle logge massoniche, cioè per me il libro, rispetto alle mie conoscenze, si autodimostra e dimostra quello che ho visto io, non so come dirvi. È quasi lampante a questo punto, no? Perché è troppo facile dire che vabbè, è un caso, no? È difficile che queste cose siano sempre un caso. E quindi secondo me le prove ancorché documentali, andrebbero trovate ricercando anche in altri ambiti, anche politico, sociale, culturale, no? Il riscontro di quello che c'è scritto qui. Forse questo, ecco, potrebbe essere proprio lo stimolo di questo libro, più importante, cioè risvegliarci noi, diventare cittadini, no? Ok, qualcuno potrebbe anche dire, ma magari questo qui si è inventato tutto. No, può anche essere che si sia anche inventato tutto, però a questo punto sta a me verificarlo, no? Non semplicemente dire io si è inventato tutto, quindi non mi interessa. La responsabilità adesso è anche mia, cioè posso io verificare se è vero o meno, posso farmi un'idea, e quindi questo poi come stimolo secondo me è importantissimo. E poi concludo con 2 aspetti che secondo me sono fondamentali e importanti da considerare. Ecco, nel libro è spiegato molto bene che la moneta è creata dal nulla. Se parlate con alcune persone che anche, guardate, anche amici miei, insomma, che io considero persone intellettualmente molto ben fornite, fanno veramente fatica a capire, più che capire, proprio, no, che poi è un dato di fatto, perché non c'è niente da capire, è proprio un dato di fatto, che oggi la moneta moderna si crea dal nulla, è virtuale, e questo è dal 1971 che è così. Infatti la teoria si chiama della moneta moderna per questo. La moneta non è più collegata a niente, quindi vuol dire che l'economia monetaria in cui viviamo va calcolata, va gestita, va studiata, va vista in quest'ottica. Quindi ho delle persone, degli amici che pensano che l'Italia può utilizzare tanto euro quanti sono i beni culturali che abbiamo. Non sto scherzando, cioè è come se noi dovessimo vendere il Colosseo. Non è, cioè, e questo perché girava la voce qualche anno fa, un anno fa penso, l'anno scorso, che la Grecia doveva vendere il Partenone ai tedeschi, no? Che siamo a questo livello allucinante. E quindi ecco, il riscontro incredibile è che nel libro, partendo da altri presupposti,
sono i personaggi stessi che parlano e che lo dicono. E poi chiudo con questo, ecco che tale uso del denaro e tutto il pensiero massonico neo-aristocratico, poi l'autore spiegherà meglio che cosa significa questo, è sostenuto da, io lo definisco un sostrato fondamentalmente di livello spirituale. Quindi la questione non è così banalmente definibile come sete di potere, ingordigia, smania di ricchezza. Qui secondo me proprio si travalica la mente, le emozioni, le pulsioni umane. E il tentativo che queste persone fanno è quello proprio di fare un salto al di là del bene e del male. Nel libro poi c'è la citazione che dice, no? Il problema è che questo salto appunto verso la divinità, cioè l'uomo che diventa come Dio alla fine, no? Poter creare dal nulla una cosa e diventare come essere Dio. Ecco, il problema è che questo salto lo vogliono fare in pochi, gli altri saltano il pasto oppure perdono il posto di lavoro, sono due cose completamente diverse. Vi leggo un piccolissimo passo, poi concludo, che troverete nel libro e che praticamente fa parte di un'intervista, di una tavola rotonda tra massoni, e uno di questi massoni neo-aristocratici dice queste parole, che non è lui quindi. Per la massoneria è anzitutto tradizione, gerarchia, autorità conferita ai più degni e meritevoli. Per me, forse diceva il personaggio. Sì. Sì, per me, sì, per lui, ma per me se no veniva fuori che ero io che non è vero. Sì, no, ma sì, infatti chiarisco meglio, cioè che dice queste cose non è qui presente, è un fratello dell'autore, un fratello massone dell'autore, che è un neo-aristocratico, cioè ripeto, poi queste cose qui le spiegherà meglio lui. Ha una sua declinazione peculiare, la massoneria è questo che tu stai citando, è uno scorcio del suo pensiero. Esatto, che riassume bene quello che ho appena esposto. Per la massoneria è anzitutto tradizione, gerarchia, autorità conferita ai più degni e meritevoli. Selettività secondo i principi della differenziazione ontologica degli esseri umani. La nostra tradizione non è venerazione di un ordine sociale creato una volta per tutte, concetto caro agli apologeti dell'Ancien Régime, ma infondato sul piano metafisico. La nostra tradizione ha attraversato i secoli, dalle comunità di costruttori del mondo antico e remoto e tardo, ai maestri edificatori dell'Alto Medioevo, sino alle corporazioni muratorie che hanno innalzato delle splendide cattedrali per giungere agli architetti della modernità. E ascoltate bene adesso, solo che noi massoni neo-aristocratici pretendiamo, credo a buon diritto, che questa modernità sia governata da elite dello spirito e della finanza, visto che il denaro immateriale è il più spirituale e iniziatico dei beni mondani, frutto di piccole e grandi opere alchimistiche sui mercati di tutto il globo. Quindi ritengo che la lettura di questo libro consenta di rileggere, oltre, come diceva qui Federico, scusa, ecco, una rilettura degli ultimi 70-170 anni di 100 anni di storia, vista da un altro punto di vista appunto. Ci dà anche la possibilità a noi che facciamo questa attività di divulgazione di capire più in profondità e da altri punti di vista che cosa sta succedendo. Ecco, grazie per l'attenzione. Sì, grazie, buonasera, io sono molto felice di essere qui questa sera insieme a voi, mi presento, mi chiamo Francesco Toscano e curo un blog che si chiama ilmoralista.it che da anni cerca, non so con quale risultato, di demistificare alcune costruzioni che il circuito informativo mainstream veicola oramai senza più molto pudore. Io ho ascoltato con interesse le considerazioni dell'oratore che mi ha preceduto e mi ha lasciato alcuni buoni spunti per cominciare questo mio breve racconto. Ecco, lui dice: noi
non rischiamo di fare del complottismo. Ecco, io penso che preliminarmente, di fronte a un lavoro di questo tipo, che in molti hanno preferito, un po' per pavidità, un po' per incapacità di interpretare fatti al di là, diciamo, di una cortina banale, retorica, noi dobbiamo metterci d'accordo su cosa significhi la parola complottismo. Allora, se complottismo vuol dire qualsiasi lettura che mette in discussione una verità diciamo decisa come vera da un circuito che è prevalente, allora sì, noi siamo oggettivamente dei complottisti, perché se noi non fossimo dei complottisti dovremmo dire che Monti è arrivato in Italia per salvarci, che noi abbiamo fatto i sacrifici per accedere al cielo, che grazie a una fustigazione continua delle nostre carni il Signore dall'alto ci loda. Ecco, se noi non fossimo dei complottisti dovremmo dire questo, perché io so che nel 2011, nel mezzo di una improvvisa e surreale tempesta dello spread, termine astruso che fino all'epoca nessun italiano aveva mai avuto il piacere di incontrare, io so che lì insomma arrivò il buon Monti, perché noi avevamo molto peccato e avevamo un debito pubblico così spaventoso che costringeva questo santuomo, questo illuminato che passa la sua vita a riflettere, a studiare per il benessere di tutti noi, a sacrificarsi, quindi non andando in miniere, cioè a sacrificarsi accettando l'incarico conferito al presidente Napolitano, perché noi eravamo finiti nel mirino di questi mercati che ci hanno messo giustamente, perché siamo italiani, quindi come italiani cattivi, spreconi, corrotti, brutti, insomma, figli di tradizioni miserevoli che non possono essere paragonati alla lucentezza teutonica, insomma, siamo una razza, diciamocela brutalmente, un po' inferiore, e quindi doveva venire questo uomo rigoroso a metterci in riga. Insomma, io poi non so, da italiano del sud mi sento ancora più colpevole proprio per indole, pensavo di potermi riscattare dai peccati attraverso la sofferenza. Ora mi domando, ma com'è stato possibile che quest'uomo che è venuto per abbattere il debito ha attuato delle misure che questo debito lo hanno fatto aumentare? Ma c'è qualcosa che, insomma, che non torna, perché io sono un ingenuo, sono un profano, cioè sono un massone che non so se a Udine prima sentivo dire che ci sono massoni. Io sono un tifoso di calcio, ho visto che avete il compazzo come simbolo dell'Udinese calcio, non so se significa qualcosa, però insomma mi sembra ben augurante il fatto che qua abbiate questo bel compasso nel mezzo, quindi si vede che tanto sprovveduti non siete qui in questioni, diciamo, più o meno esoteriche e occulte. Allora mi domando, c'è qualcosa che non funziona, perché io, se non fossi un complottista e dovessi quindi dare retta ai vari Polito, Franco, Scalfari, Vespa, Floris, Gruber, ma io certe domande non me le dovrei fare, che se il medico ti dice di prendere la tachipirina perché la febbre scenderà, la febbre sale, vabbè, sarà colpa tua, l'avrai messa male, l'avrai capito male, insomma, ma domande razionali non bisogna farsi. E naturalmente se uno non imposta questo, se uno non si rende conto che all'interno di uno schema orwelliano, dove la verità è menzogna, la guerra è pace, la ricchezza è povertà, non si capisce nulla. Oggettivamente siamo dei complottisti folli. Io però vi dico che leggendo il lavoro di Magaldi, non so chi in sala lo ha già letto, chi lo farà, una cosa salta agli occhi. Questo libro non indulge mai alla suggestione. Voi non troverete mai pagine che hanno evidentemente l'obiettivo di lavorare, diciamo, sulla psiche del lettore. Questo è un libro che mette insieme dei fatti e una controstoria degli ultimi 70 anni del potere globale, letti e raccontati da una visuale privilegiata. Questa visuale privilegiata permette all'autore di raccontare una storia che è altra rispetto a quella che noi conosciamo e che tutti hanno legittimamente il diritto di mettere in discussione. È legittimo dire ma dove sono i documenti, è legittimo domandare ma chi lo dice che questa storia è andata così, è legittimo persino puntare il dito contro l'autore definendolo in maniera sprezzante, fantasioso o romanziere.
Quello che non è possibile all'interno di uno Stato di diritto, di un paese formalmente libero come il nostro, è il silenzio interessato. Io domando ad ognuno di voi: avete avuto modo, questo libro è tra i più venduti in cima alle classifiche da quando è uscito, cioè oramai da lontano 29 anni. Questo libro riporta una serie di fatti e circostanze gravi, chiama in causa direttamente personalità che hanno avuto ed hanno tuttora importanti responsabilità di Stato e di governo. Questo libro ha prodotto una serie di atti, ad esempio, ne dico uno, il più evidente, un'interrogazione parlamentare da parte di una senatrice, la senatrice Laura Bottici, che si è alzata sul tema del Senato della Repubblica e ha chiesto al presidente Grasso se il neosenatore Giorgio Napolitano fosse per davvero affiliato ad una loggia massonica coperta chiamata Free Eyes, fondata da personaggi del calibro di Rockefeller, Brzezinski e Kissinger. Ecco, io dico, voi avete letto una riga di un giornalista che abbia smentito questo tipo di ricostruzione? Avete visto una puntata di Porta a Porta dove si dice le bufale di Magaldi? Avete visto una querela inoltrata da qualsiasi di questi personaggi che vengono citati, diciamo, in maniera non sempre, come dire, vengono dipinti in maniera spesso benevola? Avete sentito delle smentite? Cioè, su 1000 ci sarà uno per maloso, cioè anche per statistica, 1000 personaggi citati, noi qui diciamo uno, su 1000 ci sarà uno che dice no, a me sta cosa non va bene. Io non ho visto nessuno, non ho sentito volare una mosca, ho percepito soltanto un silenzio imbarazzato e a tratti impaurito. Di fronte a una condizione di fatto, questa non complottistica, perché è una questione di fatto, insomma, io mi domando perché mi sembra normale chiedere spiegazioni. Siamo un paese libero, ognuno ha il diritto di scrivere quello che vuole, ma se scrive Fandoni, specie se lo fa una casa editrice importante e tirando in causa personaggi così importanti, sarebbe corretto sapere se le cose scritte sono vere o false. E invece l'Italia, che sembra in questo un paese medievale, altro che libertà di espressione, libertà di dialogo, altro che illuminismo, che Europa dei valori, Europa della libertà di espressione, ha deciso, o meglio, non l'Italia, le elite marce e corrotte che governano questo paese in maniera ipocrita e ben pensante da un ventennio, hanno deciso che si può parlare degli straccioni, di questa casta di burattini che risponde a centri occulti, ma non bisogna mai voltare lo sguardo verso i padroni veri. E allora, se così stanno le cose, è forse è arrivato il momento di provare a demistificare quali sono, diciamo, i blocchi di potere veri che dirigono una modernità che per certi versi appare incomprensibile. Io prima per scherzo facevo la battuta su Monti, che è venuto a curarci per il debito e se n'è andato facendolo esplodere dopo che ci ha somministrato una serie di riforme folli. Ma io voglio farvi una domanda, cioè io inverto la prospettiva. Mettiamo il caso che io e altri, insomma, un'elite di comando, abbia un'idea molto diversa della democrazia, dell'uguaglianza rispetto a quella che abbiamo noi. Insomma, chiunque ha un'infarinatura di storia sa che non tutti i personaggi che hanno avuto un ruolo nella costruzione del mondo moderno e contemporaneo sono sempre stati mossi da sentimenti nobili. Cioè, noi tendiamo oggi accerchiati, insomma, poi presi in giro dal circuito informativo dominante, a vedere tutti belli, buoni, che chi comanda è sempre bravo, sempre attento al bene comune, vuole sempre bene a mamma e papà, non fa mai il monello, però nei fatti, quando poi scema l'interesse spiccio, la ricostruzione storica di quel singolo personaggio non è sempre aderente al racconto che erano fatti contemporanei. Ora io vi dico, ma è possibile ritenere che dietro la prosecuzione di alcune politiche oramai smentite, inefficaci e ritenute tali nei fatti un po' da tutti, ci sia in realtà un obiettivo differente, cioè ci sia, nascondono in realtà la persecuzione di queste politiche un obiettivo differente che di economicistico, cioè che non abbia nulla a che vedere con l'economia. Cioè, ma voi siete davvero sicuri che noi siamo ancora al centro di una presunta crisi scoppiata nel 2007 a causa di una bolla speculativa dello scoppio del fallimento di una grande banca d'affari americana,
che questa crisi a distanza di 10 anni non continua a provocare i suoi effetti, non si sa per quale forza inerziale, e che questa crisi deve essere combattuta necessariamente a colpi di tagli, di abbattimento del welfare e di precarizzazione continua. Cioè, ma insomma, sono passati 10 anni, questa menzogna continua a vivere in mezzo a noi. Io non so se avete visto il caso greco. Il caso greco di questi giorni è emblematico, perché spesso si fa l'errore di confondere quella che è la UE, quella che è l'attuale costruzione europea comunitaria con gli Stati Uniti, con un'idea di Europa. Ma quale Europa? Ma dov'è l'Europa? Noi stiamo assistendo a un imbarbarimento della nostra politica che ci porta in continuazione a fomentare una presunta divisione tra le cicale virtuose del nord e i paesi mediterranei del sud, sul presupposto che quelli che comprano sono cattivi e quelli che vendono sono bravi, perché poi questa è la retorica. Perché la Germania, che ha un surplus commerciale, cioè vende in continuazione a tutti anche se non ha una lira, è virtuosa e produttiva. Quelli che sono spesso incentivati in maniera non sempre chiara ad acquistare oltre le proprie capacità, cioè, in maniera spropositata, vengono poi additati come paesi irresponsabili. E la Grecia, che è un paesino, insomma, che ha un'economia minima rispetto a quello che è la portata dei titoli finanziari privati che sono in giro per il mondo, è diventato un caso all'interno dello scenario mondiale, perché sembra che sia, diciamo, oberata da chissà quali debiti che devono essere per forza pagati immediatamente. Cosa è successo in realtà? Qual è il significato di alcune politiche che sono state imposte lì dalla famosa Troika composta da Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale? Che senso ha avuto imporre ai poveri greci 4-5 anni di politiche dell'austerità se oggi il loro debito è superiore a quello che avevano nel 2010 e la condizione generale, diciamo, della cittadinanza greca è oramai veramente miserevole? È stato un esperimento, è stato nulla di più che un esperimento. Un esperimento non di tipo economico, un esperimento umano. Cioè, qui ci sono un gruppo di stregoni veri, che sono lì, chiusi in queste stanze, inaccessibili, ad occhio profano, che si scelgono tra di loro, che sfuggono al mandato democratico, che nessuno seleziona, che improvvisamente decidono che un vecchio mondo fatto di diritti condivisi, fatto di uguaglianza, fatto di stato sociale, fatto di benessere diffuso, non va più bene. Perché una nuova elite dello spirito, che viene ben dipinta dal libro di Magaldi, deve governare su una massa di nuovi straccioni, stupidi, pesti, profani, cretini, incapaci di cogliere mistificazioni grossolane come quella dello spread, come quella dei soldi che non ci sono. Ma voi lo sapete quant'è la massa monetaria circolare? Cioè, voi lo sapete quant'è la somma di questi derivati, di queste porcherie finanziarie? È 54 volte il PIL mondiale. Nel globo circolano di queste porcherie titoli derivati che sommati fanno 54 volte la produzione dell'intera Europa. Ebbene, come è mai possibile che di fronte a un dato di fatto di queste dimensioni il problema vero che noi dobbiamo affrontare con la massima intransigenza è quello di un povero cretino come Tsipras, di un governante qualsiasi che dice vabbè, fatemi spendere 100 lire in più per non far morire di fame un disoccupato, un cassintegrato? Ma stiamo scherzando, è follia pura. Cioè, noi siamo al centro di un progetto di eugenetica. C'è un nuovo tecnonazismo che ha sostituito il nazismo classico, che vuole selezionare la specie, ma siccome non ha più intenzione di farlo secondo i canoni classici che sono stati quelli di tipo hitleriano, ha elaborato una strategia più soft, più sottile, ma per ottenere lo stesso risultato, selezionare una razza, permettendo soltanto ai più forti, cioè a quelli in grado di adattarsi a un nuovo modello di vita spartano, austero, di restare in vita. È una selezione. Quelli che riusciranno ad abituarsi alla fame, all'incapacità di accedere a cure universali, a vivere senza diritti, cioè riusciranno a ricalibrare il loro senso, la loro storia, la propria prospettiva. Allora spiegate che oggi, nonostante l'aumento della capacità produttiva oggettiva, cioè quello che si riesce a fare oggi, a produrre oggi rispetto a 40-50 anni fa, è enormemente, la capacità produttiva si è moltiplicata, è esponenziale. Cioè, con le stesse ore di lavoro, la stessa materia, noi oggi riusciamo a fare 50, 100, 1000 volte quello che facciamo
E voi come vi spiegate il ritorno della povertà in una società che è tecnicamente ora adibita per produrre abbondanza? C'è bisogno di essere complottisti per capire che cosa non funziona. Ma veramente ci vogliamo bere la storiella che abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità negli anni '80 e che quindi oggi stiamo pagando la Panda che ha comprato mio nonno nel '74? Ma stiamo scherzando? Ma sono menzogne, sono porcherie, sono idiozie. Che solo veramente un popolo, ecco, questo sì, di profani, di bestie, si merita di essere bastonato un popolo che crede in queste cose. Ecco, in questo io divento come quel massone neo-aristocratico che prima citava Voltaire. Se siamo un popolo così di bestie che riesce a credere simili idiozie, ebbene sì, è giusto che torniamo nel tugurio lurido della storia, perché solo un popolo di bestie può credere che l'austerità produce crescita e che il problema è il debito pubblico e che l'austerità che può aumentare il debito pubblico ricrea l'emergenza che è stata creata dall'austerità. Solo un popolo di idioti non chiede conto a una classe dirigente infingarda e falsa di queste menzogne grossolane. Per questo io vi dico, siccome noi non siamo uomini che si limitano a denunciare e poi a dire andate avanti voi, noi per provare a mettere la parola fine rispetto a questa situazione drammatica che viene ammantata di buoni sentimenti da un circuito mediatico ormai marcio fino all'osso, abbiamo deciso di darci da fare e di lanciare un movimento, si chiama Movimento Roosevelt, che il 21 marzo a Perugia vedrà la luce, cioè daremo vita al primo congresso fondativo e speriamo di riuscire dal basso, cioè senza l'opera occulto di grandi massoni all'interno di orologi che muovono le fila da lontano, ma direttamente dal basso, creando una nuova consapevolezza civile fatta di partecipazione e di passione, di provare a mettere un argine rispetto a questa situazione che abbiamo adesso fotografato. Ce la faremo, non ce la faremo, non ha importanza, è giusto farlo e lo faremo con la massima serietà. Grazie. Allora, prima di passare la parola all'autore, visto che ormai è consuetudine anche fra colleghi giornalisti mandarci qualche sms quando si sente un dibattito, l'equità diciamo della stampa locale, che poi faccio anche mia, ovviamente non essendo io un moderatore della serata e non ho un ruolo attivo nella gestione della serata. Era innanzitutto una precisazione, cioè secondo me c'è una buona parte della sala che vi segue al 100% perché probabilmente ha letto il libro e ha parlato con voi. C'è un'altra parte della sala che è un po' più disorientata, mi ci metto anch'io in buona parte, pur avendo il libro, perché chiaramente non avendo avuto modo di dialogare su certi argomenti è normale che ci vuole più tempo per comprendere. Ma una cosa che sicuramente interessa è capire, ok, nel mondo dicevi che accade quello che accade e sono d'accordissimo con te, però ciascuno deve cercare poi anche di fare pulizia dove, nelle stanze in cui abita, perché altrimenti lamentarmi che sporca la stanza di un altro appartamento poco importa. Ecco, per tentare di fare pulizia a casa nostra, pulizia nel senso più leggero del termine, per l'amore del cielo, come bisogna muoversi, chiedo all'autore, in Italia, e come bisogna muoversi, visto che oggi, ti do del tu, sei qua a Udine, quindi viene posta anche questa domanda qua in Friuli Venezia Giulia, cioè ci sono comunque delle cose da attuare, ci sono delle massonerie che evidentemente contribuiscono con questi circuiti internazionali a prenderci per i fondelli e distruggere qualche cosa, oppure no? Ecco, cioè quello che ci interessa capire è nel piccolo che cosa accade anche nel nord-est, ad esempio. Sì, grazie. Allora, io intanto vorrei premettere alcune cose, grande brevità e semplicità. Io sono massone, fiero e orgoglioso di essere tale, quindi non faccio il delatore né sono un pentito della massoneria. Nella storia ci sono stati tanti eminenti, anche partecipanti a Libera Moratoria, che poi hanno avuto qualche illuminazione di segno contrario, hanno iniziato a raccontare segreti veri o presunti, pentendosi e offrendo così occasione di nuove demonizzazioni a proposito della massoneria. Mi ha anche un po'
così simpaticamente inquietato l'invito che l'amico Marco prima faceva, qui ci sono dei massoni con lo sguardo torbido, prima mi diceva c'erano un paio di persone che lui credo sappia essere di qualche comunione massonica italiana, locale, mi pare parlava del Grande Oriente d'Italia, ce l'ho visti essere presenti, poi andarsene, insomma, girare attorno. Dico no, ecco, io mi dispiace se questi fratelli sono andati via, se la loro partecipazione a questa sala non è stata serena, ma questo non è un libro che vuole lanciare la caccia al massone, anzi, io direi che tra i motivi di arretratezza culturale, civile e politica dell'Italia, che tra le nazioni occidentali è una delle più arretrate culturalmente su certi aspetti, c'è proprio, diciamo, una percezione inesatta e sgangherata di cosa sia stata e sia la massoneria, sia nei suoi livelli bassi che in quelli medi, alti e altissimi. Cioè c'è un pregiudizio massonofobico che non consente di mettere bene a fuoco poi perché e per come anche il massone italiano medio tende a nascondersi. Ci sono responsabilità da parte delle comunioni massoniche italiane, ma c'è anche un pregiudizio diffuso che è figlio naturalmente di ragioni storiche e culturali. Nel libro, nel 9° capitolo, questo tema viene affrontato molto bene, quindi vi rimando a quelle pagine per capirlo. Ma insomma, io vorrei sdrammatizzare, cioè oggi mi sento in pena di sdrammatizzare perché ho sentito dei toni tutto sommato condivisibili, cioè io condivido sia quello che ha detto Goffredo, sia quello che ha detto Francesco Toscano, ma questo è un libro anzitutto che con un metodo credo rigoroso e con le strumentazioni penso più avanguardistiche della storiografia, della sociologia, dell'antropologia, della politologia, racconta una storia. La storia delle dinamiche del potere più significative degli ultimi 70 anni. Questo volume. Perché il progetto editoriale, che consta di una trilogia, questa trilogia di massoni, più una bilogia che si intitolerà Il potere globale e i suoi venerabili maestri, complessivamente vuole spiegare e raccontare la matrice del mondo contemporaneo in cui viviamo, cioè far capire come la contemporaneità sia figlia nelle sue luci e nelle sue ombre. Io direi più luci che ombre, nel senso che spiegherò subito poi perché questa contemporaneità è figlia dell'opera di alcune avanguardie massoniche alleate con ceti, diciamo, popolari che nel corso degli ultimi secoli si sono, come dire, poste nella traiettoria progressista, complessivamente progressista della massoneria. Questo per dire che cosa? Che in realtà questo progetto di involuzione neoaristocratica che io denuncio con forza in questo libro, cioè che lascio trasparire con forza in questo libro e che al di là di questo libro, con col mio percorso di cittadino e massone denuncio, questa involuzione in realtà è qualcosa che si è verificato solo negli ultimi decenni, è a partire dagli anni 60, quando cioè la civiltà occidentale, purtroppo fuori dall'Occidente non per ragioni etnocentriche, ma insomma non per ragioni etnologiche, ma è in Occidente che la democrazia moderna si è affermata, è in Occidente che sono nate le società aperte, liberali, democratiche, parlamentarizzate, fondate sul Stato di diritto, su costituzioni, su leggi scritte, sul passaggio dello status di sudditi a quello di cittadini, sull'idea di sovranità popolare, no? È qui che si è concepita un'idea laica anche dei rapporti istituzionali con la società civile. Altrove non è ancora accaduto, altrove fuori dall'Occidente non è ancora accaduto. Cioè noi siamo un'anomalia. Prima di
concentrarci sugli ultimi 40 anni, su questa involuzione potenziale antidemocratica, noi siamo figli di un'anomalia, perché la storia dell'uomo è fatta del dominio dei pochi sui molti, non è fatta di democrazia, di sovranità popolare, di diritti universali, è fatta del dominio dei pochi sui molti. Allora, se noi oggi rivendichiamo, questo è il discorso, se noi oggi rivendichiamo la difesa e la promozione della democrazia, lo possiamo fare perché qualcun altro ha concepito questa anomalia storica, cioè l'idea eretica di pensare che ogni uomo è l'autore di diritti universali, inviolabili, inconculcabili, e sia al popolo che spetta la sovranità e non a alcuni pochi che per grazia divina hanno il diritto dovere di governare sulle masse. E questa cosa, appunto, questa idea non l'hanno portata, non è venuta dal cielo, l'hanno costruita, elaborata prima all'interno di logge e poi, come dire, l'hanno fatta tracimare fuori dalle logge dei massoni. Va bene? Quindi complessivamente, per chi, questo è bene metterlo a fuoco sia con la lettura di questo libro sia con la lettura di quegli altri, chi apprezza, che poi c'è anche chi non apprezza, nella democrazia, nella libertà, nella laicità, nello Stato di diritto, nel diritto all'opinione pubblica, nella nascita della società civile, no? C'è chi magari apprezza altri modelli. Ecco, chi apprezza questo modello, messo, come dire, un punto su questa questione, quindi mi dispiace che quei fratelli che fossero venuti e che se ne sono andati avrebbero tratto motivo di orgoglio e di compiacimento magari da queste mie affermazioni. È altrettanto indubbia una cosa che viene spiegata nel libro, e qui mi allaccio alle curiosità un po' morbose, diciamo, dell'amico Marco, e cioè la massoneria. Io sono nato e cresciuto nel Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, cioè la più antica e grande comunione massonica italiana. Sono stato giovanissimo maestro venerabile di una loggia prestigiosa, la Monteseum di Roma. Sono stato ancora giovanissimo ai vertici del GOI, ero considerato il Golden Boy, il pupillo dell'allora gran maestro Gustavo Raffi, dell'allora gran segretario Giuseppe Abramo. Insomma, ho curato la campagna elettorale di Gustavo Raffi, ho partecipato nella stanza dei bottoni di quel momento. Poi ho rotto con quell'ambiente, anzitutto perché io rivendicavo e rivendico la parità di status all'interno di qualunque comunione massonica tra uomini e donne, mentre nel Grande Oriente d'Italia, come in una serie di altri circuiti, diciamo quelli tradizionali anglofoni, le donne hanno uno status subalterno. Nel Grande Oriente d'Italia ci sono le stelle d'Oriente, che sono appunto mogli, figlie e affini di massoni maschi, i quali le controllano e governano, no? E possono essere in questo ordine parallelo e ancillare, mentre le stelle d'Oriente non possono avere un ruolo paritetico nelle logge dei maschi. E uno dei patti che avevo con Gustavo Raffi, sono stato uno dei suoi grandi lettori, era proprio quello di implementare un discorso di carattere internazionale per sanare questo vulnus patente alle lotte massoniche per l'emancipazione femminile, per dare il suffragio universale non solo agli uomini ma anche alle donne, no? Che è cosa recente. Noi appunto diamo per scontato una serie di cose che scontate non sono. Ecco, già allora mi resi conto che la massoneria italiana, e non soltanto quella italiana, cioè le massonerie ordinarie, avevano perso il ruolo di avanguardia che nel corso dei secoli avevano avuto. Nel mondo esistono massonerie, le chiamo ordinarie per differenziarle da quelle delle Eurlodges, di cui si tratta in questo libro, che sono superlogge su base sovranazionale, con respiro e vocazione sovranazionale. La massoneria per secoli è stata incardinata in grandi orienti o gran logge. La differenza sostanzialmente è che nei grandi orienti sono ammessi differenti rituali, nelle gran logge c'è una certa uniformità di rituali e altre piccole cose, ma insomma non è molto importante. Si tratta di federazioni di logge. Queste federazioni di logge sono su base nazionale. Naturalmente ci sono rapporti, la massoneria è un network internazionale, ci sono anche passaporti massonici, per cui un fratello italiano
rispetto a quelle potenze massoniche nel mondo con cui c'è riconoscimento reciproco, va col suo passaporto e viene ricevuto in ogni luogo. Ma questo modello è entrato in crisi, cioè ha smesso a un certo punto di essere egemone nel mondo latomistico, nel mondo massonico complessivo e quindi nel mondo, perché appunto la novella in realtà è un segreto di Pulcinella, perché gli addetti ai lavori del potere ben lo sanno, sia che siano profani sia che siano massoni. Poiché il potere in età contemporanea è controllato e gestito da massoni che hanno creato nel bene e nel male questa società contemporanea, è evidente che chi ha l'egemonia del mondo massonico ce l'ha tout court sulle dinamiche di potere del globo. Ecco, quindi se chi ha letto e chi leggerà questo libro, al di là del fatto che abbia letto questo libro, conosca come funziona il potere in epoca contemporanea, sa che i Grandi Orienti e le Grandi Logge, sebbene esistano dei Grandi Orienti e delle Grandi Logge nel mondo più importanti di altri, il Grande Oriente di Francia è una comunione massonica ordinaria che ha un suo peso specifico importante, maggiore del Grande Oriente d'Italia, che a sua volta è maggiore della Gran Loggia d'Italia o della Gran Loggia Regolare d'Italia o di altre comunioni ancora minori, ma c'è la United Grand Lodge of England che è importante. Ci sono alcune gran logge negli Stati Uniti che sono organizzate ciascuna per Stato, che sono importanti. Ci sono poi dei riti, il rito scozzese è uno di questi che hanno, ma i più eminenti dei membri di questi circuiti dalla metà dell'Ottocento hanno preso l'abitudine di riunirsi, mantenendo un piede anche nelle comunioni tradizionali, di riunirsi in superlogge, le cosiddette urologies. Superlogge che hanno una prospettiva, una prospezione sovranazionale. E allora, in un mondo dove la globalizzazione è un fatto, non un'opinione, ancorché direi, e qui nel libro viene spiegato molto bene, io consideri questa globalizzazione una globalizzazione matrigna e infame, nel senso che io sono per la globalizzazione, sono per l'universalizzazione, sono anche per l'integrazione europea, ma come diceva Francesco, noi non abbiamo avuto un'Europa secondo le idee che furono di Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Hugo, Jules Michelet, Altiero Spinelli. Noi abbiamo avuto un'Europa secondo le prospettive di Monnet, di Calergi e di altri ancora. Cioè l'Europa che noi viviamo è un'Europa a guida tecnocratica e oligarchica, dove la sovranità popolare, che dovrebbe trovare nel Parlamento europeo un suo luogo forte di vita e di capacità di espressione, è invece priva di qualunque capacità di gestione dei grandi processi, no? Cioè noi vediamo che c'è un potere economicistico, tecnocratico, quello della Banca Centrale Europea, che è sovraordinato a qualunque livello politico di questa sedicente Unione Europea, e in realtà c'è un equilibrio tra le nazioni e i gabinetti pro tempore di queste nazioni sono infeudati a logiche private, così come privata, ancorché di diritto pubblico, è la proprietà della Banca Centrale Europea e delle banche centrali dei vari paesi occidentali. Allora, la globalizzazione, benissimo, io ho in mente un modello di globalizzazione che è quello, per esempio, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata all'ONU il 10 dicembre 1948, sotto l'egida di una grande liberamuratrice progressista, Eleanor Roosevelt. Avete mai letto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Sono 30 articoletti. Andrebbero letti in tutte le scuole, ci vuole poco. Leggerli, a spiegarli, a declinarli. Francesco Toscano ha parlato del movimento Roosevelt, io non dirò nulla, stasera vi invierò, se avete curiosità, andate sul web e girate il movimento Roosevelt, troverete anche un sito ufficiale, informatevi, fate i cittadini consapevoli, non sono qui a vendere lavatrici e tantomeno, diciamo, l'adesione ad un movimento peraltro politico ma metapartitico, che qui non intende, diciamo, proporsi così alla carta per raggranellare qualche voto e inserirsi come qualche cialtrone, faccio un nome, Corrado Passera, che
è un personaggio che dovrebbe vergognarsi dopo essere stato ministro dello sviluppo economico dell'infame governo Monti, che cianciava di 100 miliardi per lo sviluppo, che a un certo punto i giornalisti si iniziarono a ridere perché quei 100 miliardi non si capiva da dove venissero. Ci sono 100 miliardi per lo sviluppo del paese. Poi spiegò alla fine, andandosene, che era il calcolo, cioè era un po' come, voi ve le ricordate le dichiarazioni di Monti che grazie alle sue riforme l'Italia sarebbe cresciuta di 10 punti di PIL ogni anno, nemmeno la Cina, grazie alle riforme che ha fatto sui notai, sui tassisti. Io manco me ne ricordo le riforme dei... No, dico allora, tornando alla Dichiarazione universale, quella è la globalizzazione. Se noi avessimo sotto ogni cielo del pianeta l'applicazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, vivremmo in un mondo migliore, vivremmo in un mondo dove tutti, come diceva un grande filosofo massone progressista, John Rawls, che ha scritto un testo capitale, una teoria della giustizia, nel 1971, lo stesso anno in cui sono nato, e diceva, sì, io ero un liberal. Certo, dice sì, sono a favore del libero mercato, anch'io. Sono a favore della libertà degli scambi, della libertà di intrapresa. Sono a favore del fatto che i talenti delle persone possano produrre anche disuguaglianze economiche, nel senso che chi ha più talenti e chi più meriti, chi è capace di intraprendere e creare ricchezze col merito, senza oligopoli, senza monopoli, senza imbrogliare le carte, se li goda pure. Ma dice John Rawls, e dice la Dichiarazione universale dei diritti umani prima di John Rawls, non è pensabile che in un mondo dove si ammettono anche grandi disuguaglianze, a tutti e a ciascuno non sia dato uno standard minimo di vita dignitosa. Il che vuol dire che nessuno può essere disoccupato, a nessuno può essere negato di avere un progetto di vita, una casa, una possibilità di crearsi una famiglia, la possibilità di ricavare dal proprio lavoro, in base alle proprie capacità, ai propri talenti, di vivere con decoro e dignità. Ecco, quella è la globalizzazione che dovremmo implementare. E invece noi abbiamo implementato una globalizzazione di merci e capitali, ma non di diritti, non di diritti sindacali, non di diritti politici. Io ho sentito parlare negli anni 2000, e qui se ne parla in questo libro, in un modo anche avvincente, vi rinvio alla lettura perché qualcuno ha detto ci sono delle parti del libro che sembrano un thriller, sì, ma appunto la realtà è più appassionante, direi, e interessante spesso della fantasia. Ma insomma, negli anni 2000 ricordavate che si parlava di esportare la democrazia, no? C'era, chiarisco anche un altro punto, lo dissi in una famosa lettera del 2010 al fratello Silvio, che scrissi, io sono americano col K, nel senso che io sono ho molti amici statunitensi e amo il popolo americano e amo la Costituzione americana, che è stata la prima Costituzione repubblicana e democratica al mondo, quando nel resto del mondo si governavano sudditi da parte di monarchi, aristocrazie laiche e ecclesiastiche. Un manipolo, un'avanguardia di massoni creò qualcosa di inaudito, una Costituzione che prevedeva persino il diritto alla felicità per ogni cittadino, creò dei cittadini. Naturalmente la storia degli Stati Uniti, così come la storia dell'Occidente, è fatta di luce e di ombre. E non è la stessa cosa l'America di Martin Luther King, di Robert Kennedy, di Arthur Schlesinger dall'America di Reagan, di Bush, eccetera, eccetera. E quindi l'America di Bush, non l'America tout court, ci spiegava che bisognava esportare la democrazia. E però non l'ha esportata né in Iraq né in Afghanistan. Alla fine c'è stato grande lucro politico ed economico per alcuni gruppi e si è limitata la democrazia in casa. I costituenti americani leggevano il fratello massone Cesare Beccaria, quello che scrisse dei diritti e delle pene, che nel Settecento chiariva, in un mondo dove la tortura era ancora praticata come anticamera giuridica della verità. Cesare Beccaria diceva che la tortura era una barbarie. E noi ci siamo trovati con un'amministrazione americana infeudata a poteri precisi privati, la quale non solo favoriva la tortura, ma approvava il Patriot Act, che consentiva sul territorio americano situazioni
chiaramente liberticide. Esportare la democrazia altrove riducendola in casa propria. Insomma, tutto questo per dire cosa? Che, e così ritorno, mi avvicino alle curiosità dell'amico Marco e del territorio del Friuli Venezia Giulia e della dimensione massonica locale, e me ne lontano. Ma perché? Perché in realtà, allora, diciamola tutta, io sto girando l'Italia e poi mi preparo ad andare all'estero, questo libro è in corso di traduzione, adesso in inglese, poi in altre lingue, a seconda, valuteremo, insomma, quindi gireremo il mondo a ragionare ai territori, no? In una prospettiva globale, cioè che è un po' diversa da globale. L'idea è che il mondo prossimo venturo debba armonizzare una idea globale con una cura locale delle specificità territoriali. Questa è la mia idea almeno, no? E però bisogna pur dirlo, i poveri massoni di Udine, del Friuli Venezia Giulia, che appartengono alle comunioni un po' decadenti, che io conosco bene, io ho tanti amici, i vertici istituzionali magari di queste comunioni hanno qualche difficoltà a rapportarsi col fenomeno Magaldi, no? Perché Magaldi parla troppo, perché Magaldi è un massone che direi in realtà invertisce la tradizione della massoneria. La massoneria è stata molto loquace nei secoli passati. La massoneria ha inventato persino le prime gazzette, ha inventato il giornalismo. Diceva un grande filosofo e sociologo tedesco in un libro importante di qualche anno fa che la massoneria, quindi non lo diceva Magaldi sulla base degli archivi segreti consultati, lo dice un grande come Jürgen Habermas, dice il concetto di opinione pubblica, la nascita dell'opinione pubblica e l'idea stessa anche del giornalismo che si fonda sull'opinione pubblica l'hanno inventata i massoni, i quali dalle logge settecentesche hanno creato i primi caffè letterari, hanno iniziato a editare le prime gazzette, hanno creato l'idea che vi fosse un'agorà pubblica in cui i vari pensieri liberi in società ancora non libere dovessero circolare. E queste idee poi hanno cambiato il mondo, perché hanno armato coloro che, anche a rischio della propria vita, hanno abbattuto un ancien regime che era fondato sull'idea che gli uomini fossero sudditi, alcuni per natura e altri adatti a governare. Quindi io sono loquace, parlo troppo secondo alcuni vertici di queste massonerie italiane, per esempio, però ho molti amici in quelle stesse comunioni, cioè ho tanti amici nel Grande Oriente da cui vengo, ho amici nella Gran Loggia d'Italia, ho amici nella Gran Loggia Regolare d'Italia, ho amici in altre comunioni minori. E dico loro, agli amici e ai nemici, e dico a voi, questi circuiti, specialmente in Italia, contano molto poco oramai. Cioè hanno perso sia il ruolo di avanguardia sul piano civile e culturale, senza del quale ruolo la massoneria non ha senso di esistere, perché la sua tradizione è stata quella di essere sempre un'avanguardia. Il ruolo di avanguardia nel bene e nel male lo hanno avuto negli ultimi decenni le orloges, sia quelle aristocratiche che quelle progressiste, le quali oggi hanno bisogno di riorganizzarsi per dare un nuovo segno appunto alla globalizzazione e al futuro del pianeta. Queste comunioni massoniche invece, francamente, in un contesto come quello italiano, dove appunto la gente ancora non c'è, a me, faccio una parentesi, a me mi viene chiesto ma quando pubblichi il secondo volume? Ecco, questo libro è stato un successo, ha venduto però decine di migliaia di copie, ecco, che sono tante in un mercato editoriale dove si compra poco, dove si legge poco. Ma io aspetto che ne venda centinaia di migliaia di copie prima di pubblicare il secondo volume, perché c'è grande ignoranza. Io quando andavo al liceo, nei manuali di storia, c'era un trafiletto così sulla carboneria, la massoneria non esisteva come parola. Adesso trovate il trafiletto così sulla massoneria. La gente è ignorante, perché non gli viene raccontato e spiegato, c'è un atteggiamento di rimozione, evidentemente avrà qualche ragione tutto questo. Ma non si tratta soltanto di avere accesso a documenti, per così dire, segreti. Qualunque storico dotato di onestà intellettuale sarebbe in grado, no,
di raccontare meglio tutto ciò che già è conosciuto e che riguarda il ruolo della massoneria nella costruzione della contemporaneità. Eppure questo non viene fatto. E allora, in un paese particolare come l'Italia, perché altrove non è così, se voi andate su YouTube trovate tranquillamente le audizioni dei candidati presidenti all'Eliseo, candidati della Repubblica Francese, che nella sede del Grande Oriente di Francia espongono il proprio programma. Ma immaginate in Italia una cosa del genere? Oh, attenzione, attentato alle istituzioni democratiche. Ecco, è tutto sbagliato. Nel senso, questi poveri massoni italiani, dei quali, diciamo, voglio dire, per i quali provo tenerezza per lo stesso Grande Oriente d'Italia, che oggi è governato da una persona anche per bene, insomma. Stefano Bisi è una persona per bene, ma che però non si capisce bene che cosa voglia fare di quello che, insomma, la responsabilità che è stata. Non si capisce bene non solo quello che vuole fare Stefano Bisi, ma quello che vuole fare la classe dirigente del governo. No? E io questa cosa mi fa male, perché la massoneria, se non è avanguardia, non è nulla, e non può essere gestione dell'esistente, anche magari da parte di brave persone. Figuriamoci le altre comunioni minori. Quindi, quando l'amico Marco mi domanda, ma raccontaci, perché qui c'è l'interesse, perché qui sai in città, comunque l'ambiente è piccolo, la gente mormora, è curiosa di sapere se il notaio, l'avvocato, il politico, eccetera. Ma secondo voi i processi importanti che riguardano anche le cose minute della vostra vita qui sono decise da questi notabili locali? Questi fanno i passacarte, questi cercano di intercettare con qualche affaruccio, con qualche, diciamo, lucro personale, con qualche cosa, qualcosa che viene deciso altrove. Ma quando Mario Monti è venuto in Italia nel senso che stava in Italia, ma aveva un mandato datogli da fuori, ma pensate che rendeva conto a Gustavo Raffi, ai gran maestri delle comunioni decadenti massoniche italiane ordinarie? Mario Monti era membro di aristocrazie massoniche sovranazionali e seguiva una sua traiettoria, tant'è che, insomma, qualcuno ci è anche rimasto male. Ma come si fa a rimanere male? Se tu ti poni in una condizione di subalternità, gli altri ti trattano da subalterni. Il Grande Oriente d'Italia, ma anche le altre comunioni massoniche italiane, avrebbero la potenzialità, come è stato nel passato, di avere un ruolo importante, e la prima cosa da fare sarebbe uscire fuori dal cattivo modo dei massoni nel secondo dopoguerra in avanti di stare nascosti, perché se stai nascosto, no, poi ti vengono a cercare, ti vengono a demonizzare, ti addossano magari quello che è colpa di altri, ma te lo addossano a te, perché fa comodo ogni tanto il massone peone, no, da esporre al pubblico ludibrio. Allora io non mi metterò qui, io per la verità, insomma, che ne so, potrei tornare qui con un elenco dei massoni di Udine. E che significherebbe? Cioè, dire che uno è massone, che significa? Non significa non più dire che uno è, che ne so, seguace del sufismo, se restiamo nell'ambito esoterico, della Kabbalah, o sul piano esoterico, religioso, e cattolico, e musulmano, perché non vuol dire niente. Non esistono gli massoni, no? Non esistono gli ebrei, non esistono i cattolici, non esistono, ripeto, sono due piani diversi, perché esistono i massoni cattolici, perché la massoneria è esoterismo. Anche questa è un'altra cosa che gli italiani, i giornalisti italiani non riescono a capire, no? Dice, ma quello è cattolico, allora non è massone. No, ci sono anche ecclesiastici che sono massoni. C'è un'enorme ipocrisia, nel senso che non lo si dice. Ma tornando allora a quello che dicevo, i massoni italiani devono iniziare a fare come il sottoscritto. Non lo dico per un delirio di narcisismo, no? A me viene naturale, nel senso che per me è più facile, perché ho scelto una certa traiettoria. Ecco, direi però che ciascuno nel suo contesto specifico dovrebbe iniziare ad essere fiero e orgoglioso di quello che è, oppure non esserlo. Cioè, io credo che una società aperta, pompeianamente aperta, cioè definita società aperta dal massone Karl Popper,
no? Una società plurale dove c'è libertà di associazione, i massoni, anche italiani, per ricominciare ad essere anche più rispettati e considerati rispettabili da parte dei propri concittadini, dovrebbero uscire a viso aperto e fare anche delle cose per le quali però possano essere lodati. Per quanto anche lì il circuito delle logge ordinarie non abbia più l'egemonia, negli Stati Uniti voi trovate ospedali, università, borse di studio che i massoni a viso aperto, no? Regalano alla cittadinanza. Qui invece è tutto un pullulare di piccoli e provinciali problemi, ma se chissà se quello è massone o non è massone e che pensa, allora io mi nascondo perché se non mi nascondo, io incontro i fratelli, ogni tanto vengono magari anche alle presentazioni o in altri contesti e mi danno 2 baci e io gli do il terzo. Voi sapete che fra massoni ci si bacia per... Ecco, io lo ostento, no? Il terzo bacio, no? C'è il nascondimento. Ecco, questo... Ci sono colpe storico-culturali e c'è il problema che chi si nasconde ha sempre torto. Alla fine, anche quando non ce l'ha. Per cui io mi dispiace, io non farò il delatore, io non dirò, non metterò persone che considero poco incisive sulle stesse scelte. Se vogliamo parlare una volta qui di chi gestisce il potere a Udine, nel Friuli Venezia Giulia, io potrò anche fare un ragionamento sui massoni locali che sono compartecipi di scelte che vengono da fuori. Ma allora dobbiamo fare un discorso di altro tipo. Perché sennò è troppo facile. Sennò facciamo finta che io vengo qua appunto a fare il delatore o il pentito della massoneria, cosa che non è. Io sono venuto qui a dirvi che la massoneria è stata protagonista di quella libertà e quella democrazia su cui voi siete seduti comodamente. E però vi dico anche, perché la mia opera è un'opera di storico, lo storico non giudica, lo storico racconta le luci e le ombre, anche di quello che ama, anche di quello che sente vicino a sé. E però da 40 anni a questa parte, nel mondo, e quindi a cascata anche in Italia, e quindi a cascata anche nelle realtà locali, l'egemonia è passata nelle mani di chi ha una visione neo-aristocratica, cioè una contraddizione in termini, è un percorso controiniziatico rispetto a quella che io considero essere la vocazione della massoneria alla costruzione della democrazia. Però è successo. Quindi l'invito è a leggere con attenzione questo libro, acquistarlo chi non l'ha acquistato, leggerlo, regalarlo, farlo circolare. Mi dicevano, io sono inorgoglito, io ho per tutti i partiti politici, poi capirete meglio cos'è il movimento Roosevelt, è un movimento appunto metapartitico che cerca e sta già calcolando progressisti di tutti i partiti e di tutte le latitudini della società civile. Ecco, però c'è un problema che poi alcuni dei partiti esistenti sono più fluidi, altri sembrano più incancreniti. Beh, nel Movimento 5 Stelle, qui io non ho risparmiato critiche anche nell'intervista che ho dato al blog di Beppe Grillo e anche insomma in tutte le occasioni che ho potuto, ho fatto valutazioni positive e altre diciamo critiche. Mi dicono che si organizzano da un po' a questa parte delle letture pubbliche di questo libro, perché pare che abbiano trovato un alimento intellettuale che mancava loro nel leggere la contemporaneità. Allora, senza passare anche qui per come dire, vittima di eccessivo narcisismo, io vorrei dire un'altra cosa. Ho sentito fino ad ora soprattutto recensioni del libro di gente che non l'ha letto, che del bene e del male o ne parla bene o ne parla male, ma non l'ha letto, si capisce che non l'ha letto, magari l'ha comprato, no? Ecco, invece il mio invito è: acquisite questo libro, leggetelo con calma e poi ne riparliamo. C'è bisogno di spartire un po' di pane di sana conoscenza di vicende storiche, perché noi viviamo in una meravigliosa era dove abbiamo tantissime informazioni, no? Però siamo disattenti e i fili rossi e blu per connettere insieme queste informazioni ci mancano. Questo libro cerca di supplire in parte. Io sono nato e cresciuto nelle mafie, qual è la differenza tra noi?
Massoni si nasce o si diventa? Io sono nato anche per parte mia, sono nato a Roma, la famiglia materna è siciliana, la famiglia paterna è di antiche origini tedesche, poi fiorentine, lucane, eccetera. Sono due piani diversi, no? Nel senso, io ho semplicemente detto che la mia ascendenza massonica è cominciata nel Grande Oriente d'Italia, che io poi ho criticato, quindi a questo serviva a raccontare questo. Io poi ho proseguito, sono stato affiliato ad una loggia progressista, la Thomas Paine. Non ho capito, diciamo, il senso della sua domanda. Come si diventa massoni? Si diventa massoni? Si fa domandina in gatta da pollo all'ufficio X? Sì, no, guardi, talmente è divenuta decadente la vita, purtroppo, delle comunioni massoniche italiane, che se lei fa una domanda, ci sono anche dei siti ufficiali, se lei fa una domanda, magari ci mette un po' di tempo, però la chiameranno, la contatteranno e vedrà che non sarà difficile entrare. Il problema non è entrare in massoneria, il problema è nemmeno uscirne, e nemmeno starci. Il problema è dare un senso che non è più quello di qualche secolo fa. Qualche secolo fa i massoni nelle logge, mentre braccati dalle polizie e dagli stati assolutisti, immaginavano un nuovo mondo, e tanto l'hanno immaginato che alla fine l'hanno realizzato. Quello per cui lei viene qui liberamente a parlare, o noi tutti siamo riuniti. Racconto spesso che mio suocero in un recente viaggio in Corea del Nord si è reso conto che lì più di 3 persone insieme non possono camminare per strada, no? E noi ne conosciamo tante di queste vicende del recente passato. Ecco, i massoni, quando non c'era libertà d'associazione, quando non c'era libertà di pensiero, quando non c'era libertà di coscienza, hanno immaginato all'interno di queste logge, e vibranti di passione filosofica, civica e politica, hanno trasformato il mondo. Questo facevano i massoni, e allora, come dire, era costoso entrare in massoneria, era rischioso. Adesso ci sono i siti, uno va, entra, poi... Quindi accettate, non lei, io parlo in generale. Ecco, io no, cioè io non ho detto lei. No, nel senso che io... le altre logge accettano tutti. Appunto. Quindi trovare un provenzano massone sarebbe una cosa normale? Un provenzano, un nome qualsiasi. Un Tortorina. Sì, no, ma su questo devo dire... Su questo devo dire c'è un problema, nel senso che comunque per entrare in massoneria c'è la necessità di esibire un certificato casellario giudiziario e certificato di caripendente, no? Il mio sporco, quello loro è pulito con la candeggina, io lo garantisco. Può darsi, ne parleremo magari con calma. Va bene, comunque voglio dire che il problema non credo sia tanto questo, quanto quello che oggi si entra in massoneria e non si sa bene perché si entra. Cioè la ricerca iniziatica in senso forte non è coltivata, e la prospezione civile e sociale e metapolitica è molto carente, quindi, e non c'è una selettività né, come dice lei, magari sul versante anche della onorabilità generale, né ma non ne fare un problema nemmeno di questo tipo, è un problema di mediocrità più che non di assimilazione di personaggi. Ecco, lei tradisce un pregiudizio massonofobico, no? Nel senso che lei dice in massoneria c'entra quello, c'entra quell'altro. Vabbè, ma perché questi altri personaggi non sono pure entrati nei partiti, non sono anche entrati in istituzioni? Sono dappertutto. Affermo davanti a tutti che io con i partiti ci farei quello che ci fanno i giocatori nel calcio. Ma fa male, perché vede i partiti sono comunque il sale della democrazia, perché l'alternativa ai partiti no, è o una tecnocrazia che sospende il normale gioco democratico, oppure una dittatura. Altro non si dà. Se lei mi vuole far capire quale alternativa ha ai partiti, me lo dico. Allora, io la prima volta che andai a votare, adesso non ricordo il giorno come ci siamo, votai con un nome. Adesso mi considero... Sono d'accordo con lei. Mi considerano talmente intelligente da farmi mettere una croce. Sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Hanno tolto le preferenze, ci hanno sottratto la capacità. È giusto, lei ha ragione. Ma lei vuole quindi partiti democratici, lei vuole un sistema democratico. Miglioriamo i partiti esistenti. L'altra domanda a prego. Buonasera.
io ti darò del tu, non come fratello massone, ma come fratello cosmico. Innanzitutto cosmico, visto che siamo figli del cosmo, no? Poi voi lo chiamate architetto, io lo chiamo fonte, ognuno lo chiama quello che vuole, no? Innanzitutto una precisazione a voi giornalisti. Uno che si interessa di... Se non mi guarda perché potrei guardare il giornalista. Sì. L'offesa sanguinosa. Allora, di chi scrive, no? Uno che studia e si interessa di complotti non è un complottista, è un complottologo, come dermatologo, come l'entomologo, eccetera. Perché i complottisti sono quelli che li finanziano e li fanno. Chiaro il concetto? Fatta questa precisazione, alcune curiosità. Primo, tu hai parlato della famosa superloggia a cui dovrebbe appartenere Napolitano dei Tre Occhi. Ma Napolitano, quando è diventato massone a quel grado, no? A chi deve rendere conto? Come Presidente della Repubblica, quindi a tutti noi, o alla sua loggia? Prima domanda. Seconda domanda, è una curiosità. Io credo nell'incarnazione come credi tu e la maggioranza dei massoni. È vero o non è vero, circola nel nostro ambiente, che il tuo caro fratello Silvio Berlusconi, che si è fatto costruire un mausoleo su Egizio, nella sua villa, è una reincarnazione di un faraone? È vero o è falso che Licio Gelli è addirittura la reincarnazione inquietante di un personaggio importantissimo, Cagliostro? Apro una parentesi, la chiudo. Io sono stato fortunato come cittadino triestino di essere stato amministrato di un grande massone, l'avvocato Mario Cecovini. Grazie a lui, nel caso triestino non è stato costruito quella zona industriale infame progettata con l'ex Jugoslavia. Grazie alla tua progettata da chi? con l'ex Jugoslavia insieme a quello di Osimo, il progetto. Possiamo parlare che siamo... Brevemente, io vorrei sapere come si pone, non ho letto il libro, devo fare queste cose, come si pone il gruppo Bilderberg. Come si pone? 2 minuti veramente. Comincio dalla risposta al signore. Nel libro troverà spiegato che in realtà il gruppo Bilderberg, che viene enfatizzato come grande gruppo di potere, è una società paramassonica, è un parafulmine per la pubblica opinione ed viene spiegato anche il senso, il significato, l'utilizzo delle associazioni paramassoniche come il Bilderberg, che è stato creato da 2 orologi importanti. Ma le anticipo quello che troverà spiegato lì bene, che si tratta proprio di costruzioni fintamente rilevanti sul piano mondiale e che servono a sviare l'attenzione da altro, dove in realtà nelle riunioni del libro, che lo sa bene chi ha partecipato al consuetudine, non si decide nulla, si parla molto e non si decide nulla. Chi decide nell'ambito di riunioni, nel caso del Bilderberg, che sono riunioni di 100 e rotti persone ogni anno, diciamo un grande Rotary dove però ci sono 10-15 persone che a margine, semmai, fanno transitare la parola di passo, cioè quello che è stato deciso altrove poi viene fatto ricadere su questi convenuti, i quali nei loro rispettivi ambiti, che siano mediatici, finanziari, industriali, politici, sanno quello che devono, ma non è lì che si decide qualcosa. Però, perché è il rapporto tra logge massoniche e associazioni paramassoniche, che è un nodo importante nella storia degli ultimi secoli e degli ultimi anni, questo lo troverà spiegato bene. Signore, io veramente la teoria della reincarnazione, che è una teoria presente in molte dottrine iniziatiche e in molte dottrine religiose, o a cavallo tra sapienzialità e religione, ma io ho un'altra idea, cioè non è questa la sede, magari faremo un convegno ad hoc, ecco, sarebbe interessante. Io sarò sempre in prima fila. Benissimo. Non saprei, io sono uomo del dubbio, cioè in me la profonda
il profondo anelito alla conoscenza, parlo sul piano esoterico e spirituale, e quindi anche allo studio e alla pratica, perché la via iniziatica non è soltanto una via di cognizioni, ma è una via di pratica e sperimentazione. Ma appunto io non saprei dire se Tizio o Caio è la reincarnazione di questo o di quell'altro, anzi le dirò che nella mia visione del mondo la reincarnazione è un mito che nasconde una verità più profonda, perché ogni mito non è una favola, è qualcosa che come dire, spiega altro, no? Da un lato rivela, da un lato dice, da un lato nasconde. Quindi io non credo alla reincarnazione, perché intanto diciamo che io il verbo credere non è tra i miei verbi preferiti. Io preferisco il verbo dubitare e dubitare per conoscere. Quindi se lei mi chiede, se tu mi chiedi nell'ambito della tua visione del mondo che posto la reincarnazione, è quella di un mito che racconta qualcosa di più profondo, e su questa base quindi poco importa, anche se la reincarnazione non fosse un mito, ma poco importerebbe, diciamo, in fondo per noi di chi è la reincarnazione Tizio o Caio. Quello che importa è quello che siamo qui e ora, in ogni caso, cioè come lavoriamo sulla nostra umanità qui e ora, sia sul piano materiale che spirituale. Napolitano, io mi chiamò appunto questa senatrice Laura Bottici una sera dicendomi: sto per andare in aula a fare un'interrogazione su Giorgio Napolitano, per chiedere conto con il tuo libro alla mano, il suo libro mi disse il suo, ricordiamoci del tuo, come hai fatto tu, per chiedere conto di questa sua affiliazione alla Triade. Dice: ma io vorrei dire comunque innanzitutto che come è compatibile il giuramento di fedeltà alla Repubblica e il giuramento. Dico no, non gli chiedere questo, perché questa è una stronzata, nel senso che i massoni, quando vengono iniziati, giurano fedeltà alla Costituzione e alle leggi che essa si ispirano, quindi non c'è nessuna incompatibilità. Un massone progressista e democratico cioè quello che dovrebbe essere, quello che è stato per secoli il massone, sa benissimo che un altro è il piano iniziatico, in cui il massone è privato, un altro è il piano pubblico. Una persona che rivesta delle istituzioni si impegna e giura a onorare, no? Quella carica, e il fatto di essere massone lo vincola ancora di più ad onorarla, senza rendere conto a nessun altro che non siano quei cittadini, no? O quei corpi intermedi che l'hanno eletto secondo le leggi della Repubblica. Dico, domanda un'altra cosa a Napolitano, domandagli se la sua appartenenza alla Triais ha avuto un qualche ruolo nel suo favorire prima il nefasto governo Monti e poi l'altrettanto, diciamo, nocivo governo Letta, no? E una serie di altre cose. E così ha fatto, da questo punto di vista. Poi mi sarà anche un'interrogazione alla Camera. Naturalmente nessuna risposta a questa interrogazione, nessuna risposta. Le interrogazioni parlamentari notoriamente non si risponde, ma questo forse è un altro vulnus della democrazia. Penso, che senso ha dare la facoltà di fare interrogazioni se nessuno risponde? Quindi dovremmo interrogarci anche su questo.